Questa è la prima edizione del Festival di Astronomia di Castellaro Lagusello. Questo borgo farà da cornice durante questi 2 giorni, sabato e domenica, ad un festival che prevede moltissimi avvenimenti, laboratori pratici interattivi per bambini, per ragazzi, anche per adulti, conferenze che racconteranno i misteri dell'universo, ci saranno osservazioni con dei telescopi del Sole e della notte, la notte prima del solstizio d'estate. Ci saranno degli spettacoli, poesie, una mostra, proiezioni e molto altro che potrete scoprire in questo piccolo borgo. Ragazzi delle scuole superiori della provincia di Mantova e Verona, che hanno ricevuto una formazione la settimana scorsa, gestiranno i laboratori durante il festival e accoglieranno i visitatori. L'obiettivo principale è di avvicinare proprio la gente alla ricerca scientifica, alla comprensione e alla conoscenza dell'astronomia. È la prima edizione doveva essere lo scorso anno, poi per motivi che non stiamo qui a ricordare non si è potuto fare e quindi quest'anno è veramente la prima edizione di questo festival che io sono convinto avrà successo, l'interesse è notevole, sono convinto che riuscirà ad appassionare la gente, soprattutto anche i meno giovani, i ragazzi, ed è molto positivo che tanti istituti abbiano chiesto di partecipare ai laboratori scientifici. Tutte le richieste non le abbiamo potute accogliere, però insomma questo dimostra l'interesse che questa manifestazione ha avuto. L'idea di fondo è quella proprio, è a tema scientifico, è quella proprio di appassionare la gente alla ricerca scientifica e all'astronomia e l'astronomia in particolare. Quindi noi ci siamo avvalsi dell'INAF, dell'Istituto Nazionale Astrofisica, che dobbiamo ringraziare veramente, ha messo a disposizione tutta l'organizzazione e anche tutti gli eventi che verranno organizzati in questi 2 giorni sono stati veramente messi a punto da loro e quindi li ringraziamo veramente. Grazie ai ragazzi che gestiranno i laboratori, grazie infinite al Comune, all'amministrazione, a tutte le associazioni. Alle 2:30 i laboratori inizieranno, sono per bambini, per ragazzi, per adulti. Proseguiremo con conferenze, osservazioni del Sole, della notte, della Luna. Ci saranno proiezioni sulla torre, sulla parete di Villarrighi e molto altro, uno spettacolo, molto altro che vi lascerò scoprire nelle prossime ore, nella giornata di oggi e di domani. Veramente ci saranno tantissime cose e non vi voglio anticipare nulla e quindi lascio veramente a voi la possibilità di scoprire quello che questo festival vi offre e quella che è appunto la bellezza del cosmo che ci sovrasta. Noi crediamo molto al fatto di portare la nostra scienza e raccontarla. Perché ci crediamo? Perché l'universo è il nostro ambiente naturale e come tale è bello raccontarlo ai giovani. La ricerca che facciamo ha tantissimo ancora da scoprire e quindi noi ci teniamo tantissimo a raccontare e a passare questa passione anche ai più giovani, ma non solo ai più giovani. Oggi andiamo a caccia non di un tesoro qualsiasi, ma di un radiotesoro. Cosa vuol dire radiotesoro secondo voi? È un tesoro che emette onde radio. Sapete cosa sono le onde radio? Sono quelle che emette un cellulare quando chiamiamo. Sì. È presente che noi chiamiamo la mamma, chiamiamo il papà? Sì. E riusciamo a comunicare con le onde. Sì. Allora, proviamo a vedere. Questo si chiama ricevitore ed è in grado di sentire le onde, di vedere le onde radio. È speciale, lui ha degli occhi come degli occhi speciali. Noi siamo stati chiamati qua a collaborare alla festa dell'astronomia e in questo momento facciamo vedere delle macchie solari che ci sono sul Sole. Sono una macchia solare molto più importante che è circa 2 volte il diametro della Terra e 2 macchioline sotto questa grande macchia. Poi nella serata, visto che è il primo quarto di luna, che è il momento più favorevole per far vedere la luna, al primo quarto, che è bellissima, si vedono le ombre, ecco, dalle 21 circa andremo a far vedere la luna e anche Saturno. Verso le 11 sia Saturno, faremo vedere anche il pianeta Saturno, che è una delle immagini che restano impresse sempre ai primi che guardano dentro il telescopio. Tutti adesso attrezzati per vedere il Sole con dei appositi filtri e poi alla sera togliamo per far vedere il cielo, sperando che ci aiuti il tempo perché c'è un po' di velatura, speriamo che si sereni e che ci sia una bella serata.